dobbiamo fare una diagnosi riabilitativa, cioè una valutazione tra le difficoltà e le possibilità che viene il soggetto. Trattare e riabilitare la persona paziente e non la patologia. Trattare e riabilitare in modo una volta e intelligente. I risultati si ottengono in tempi lunghi, e cioè giustificare ulteriormente brevemente. Avete visto vari tipi di deambulazioni, tutti a pieno carico, perché noi preferiamo effettuare questa attività solo a pieno carico. E in genere la deambulazione poi. Tutto questo nasce e si evolve tramite una continuazione con il nostro metodo, riesce a saltare la scala da solo con il titolo interno, riesce ad alzarsi da solo al deambulatore. Questo è quando iniziato il e riesce a effettuare attività. Questa è un'altra paziente che è poche settimane in terapia, una ragazza con una lesione L1 di 2 anni fa, a tutti i movimenti attivi e quindi era una cosa che La lesione midollare è come uno tsunami. Una volta che l'onda si è ritratta, il paesaggio è devastato. Là sotto è tutto mescolato, inglobato. Persone, animali e cose. Ma è tutto morto? Tutto distrutto? Il paesaggio è irreale. Il corpo è irreale. Quel corpo così perfetto è divenuto un involucro, un appendice insensibile e non gestibile. Niente più risponde spontaneamente alla funzione preposta. Anche i ricordi si fanno nebulosi. Tutto è stato toccato dalla tragedia, anche ciò che esternamente sembra intatto. Non fosse altro che per la memoria dell'evento, che si è impressa in ogni cellula del corpo. Sicuramente se i soccorsi sono rapidi, potranno strappare tante vite ad una morte certa e limitare al massimo il danno. Tante cose potranno tornare ad avere un valore, un significato, una funzione nella vita di chi le ha possedute fino a quel momento. E poi, passati i primi momenti, cosa succede? Diamo per scontato che ciò che non riaffiora spontaneamente sia morto, sia perso per sempre. Ricerchiamo solo le cose in superficie, solo quelle che vediamo dare segni di vitalità. Oppure ci mettiamo a cercare con attenzione e con fatica nella poltiglia che mescola tutto? Cioè l'insieme dei movimenti studiati con metodo per scopi terapeutici. Come la medicina e la chirurgia danno la speranza di curare o migliorare qualsiasi evento morboso, nella lesione midollare si può dare la speranza di ridurre gli effetti della patologia tramite la chirurgia, la medicina, la ricerca, la socializzazione, lo sport, ma soprattutto attraverso la riabilitazione. La riabilitazione della lesione midollare è una grande sfida nella quale si dà la possibilità al soggetto di essere stimolato nella ricerca delle funzionalità perdute, avrà la speranza di poter sviluppare al massimo le sue potenzialità. Tra questi stimoli c'è la deambulazione, che rappresenta uno stadio indispensabile dello sviluppo umano, processo complesso e movimento innato che in questo momento è perso. Il
Il cammino nel percorso riabilitativo è la speranza di migliorare se stessi per poter stare meglio anche con gli altri. Speranza che non è un'illusione. Speranza che fa parte del quotidiano di chiunque. Speranza senza la quale la vita diventa non vita. Mi sono commosso perché a 100 giusti ci va anche mio figlio e so che grande lavoro stanno facendo, quindi grande applauso. Conosco uno a uno quei ragazzi, quindi è tutto vero. Sì, fanno un gran lavoro, è un lavoro pesante. Vabbè, comunque hanno già detto tutto loro, poi io mi sono commosso, quindi devo andare oltre. Va bene, niente, vorrei passare al prossimo relatore, che ce lo siamo portati qua a Grosseto dalla Spagna con furore. Abbiamo il dottor Devesa, Jesus Devesa, che è un onore avere qui. Ci presenterà la sua ricerca e un esempio del tutto possibile sarà l'interprete, la nostra amica Tania Polidoro, che vedete qui alla destra. Un attimino con la prova microfono di Tania, gli metteremo un microfono sulla spalla. Vorrei ringraziare Massimo Altazzi per avermi invitato in questa zona e non venivo da 30 anni fa. Por el título se darán cuenta de que yo no soy rehabilitador, no soy neurólogo, yo soy fisiólogo y endocrinólogo en particular. Y mi abordaje de la... Volevo más despacio. Empecé a estudiar la hormona de crecimiento a nivel cerebral cuando en noviembre de 2002, hace 13 años, Anche io ebbe un incidente stradale e avevo un trauma cerebrale e altri problemi respiratorios, que eran las responsables de esta respuesta. O sea que la plasticidad cerebral es consecuencia de la rehabilitación, pero consecuencia a su vez de la generación de nuevas neuronas. Y en este caso, nuevas neuronas producidas por la hormona de crecimiento. I nuovi neuroni venivano prodotti dall'ormone di crescita e abbiamo visto che la plasticità cerebrale è una conseguenza della rehabilitazione ma anche del trattamento con l'ormone di crescita. Come abbiamo visto nei ratti, dove c'è stata una rigenerazione neuronale che non si poteva avere senza questo trattamento. Bueno, todos estos trabajos están publicados. Están publicados. Sí. Where, en muchas revistas. Medline. C'è tanta letteratura. No, per fare il farnello, Medline, c'è quel nome. Reanimación y si pasaba algo, porque no estaba mantenido totalmente de forma artificial. Quindi adesso ai genitori confermare
que se demuestra una regeneración completa